Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Eccoci qua. Allora, sì, col presidente di Avostani, si chiama anche direttore artistico, no? Federico Rossi, benissimo. Allora, e si arriva alla 32esima, diciamo, edizione, che è una roba importante, no? Ecco, c'è traguardi già parlato, È un traguardo importante perché il nucleo centrale dell'associazione dei colonos è fatto di volontari e sono passati 30 anni schitti in dur e vengono resistito nell'unia resistenza culturale, come la chiamava Filippo Daverio, arrivando a superare tante difficoltà, tanti ostacoli, tanti problemi. E il vino va ad ora che stanno a preparare un altro bel programma. Chiacchierando dal modello di Avostani, si vuole dire che queste, pur che sia una rassegna, una metodo in ogni di biei appuntamenti, è soprattutto un progetto culturale che lavorerà una visione che è ancorata al Friul di voi senza lineali sia ladris, al Friul che ha la capacità di si presente però anche al monte di voi alle problematiche che non si interessino. E volevo dire anche che il modello di Avostani ha anticipato tanti robi che sono succeduti dopo, perché dai primi anni 90 l'idea è che lui alla proprio dovuto. Proprio dovuto, sì, si ha già di anticipo, perché la sapeva che lui chiarisse in feris, si era in uffici, di fabbriche, si era di botteghi e si fermava anche la cultura. Anche di proposito, noi vi siamo allora a fare in pleno mese di agosto. A Tidur? Sì, e in due spazi non canonici, perché si è fuori dalla sala, si è dentro un cortile, addirittura in un vecchio cortile agricolo. Che hai veduto che è una soluzione bellissima. È stata una mia rivoluzione. E che sta adesso un tema importante, il tema del sacri, no? Sì. Che è una roba che non tutti dicono periodi, ma a volte lo vedono tutto, proprio per segnare un po' anche le culture furlane, che hanno delle radici importanti proprio anche tra sacri. Sì, queste proposte da sacri non si è venute di qualche giovane dall'associazione, si è mettuto un po' in difficoltà, perché chiacchierare da sacri non è facile, si in un terreno minato, i rischi sono grandi e quindi c'è dovuto anche di rischiare. Come di farlo? Di farlo. E quindi, intanto il problema era il titolo, e allora sono dato una metafora che è già fuori una famosa poesia, L'infinito di Giacomo Leopardi, che proprio dentro dall'idea, anche a livello di esperienze sensoriali, di senti, di avvertire. Ecco, lei che dice che è importante, no? Che roba lì al dis. E come il vento odo stormire tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E quindi chi ha lei proprio una comparazione proprio. Sicuro, chi viene... Sì, il senso dall'infinito, che lo viene declinato di tanti punti di vista, il disares che dal programma di Kistan si chiama poche religioni, ma grande tante spiritualità. Ecco, penso che sia interessante, perché avessi messo un tema di sacri, prettamente sacri, ma dopo avessi preveduto anche una parte di sacrante, no? Sì, no? sì. In modo che uno si chiati anche lì. Dopo magari dopo tu lo dirai. Ecco, magari, come volessi tutto il programma in mano, sì. E potessi anche commentarlo insieme, che sarebbe una bella roba, proprio. Lo facevi proprio col presidente, il direttore artistico, quindi nelle primarie. Te lo spieghi a te e tu glielo condividi sicuro, con che hanno svio di esatto. Allora, praticamente, intanto salutino il direttore di Radio Spazio, qui che nos dà una mano, sì. Don Antonello. Bene, allora, tanche vinto, e quindi che chi ha il titolo che sarebbe come il vento. Come il vento, anche perché noi ci crediamo a Furlan, vale qualche dunque a Furlan, bisogna che lo impari io per prima, comunque sia. Sì. Ecco, allora, il tian dal creato, che roba che, ovvio che io con Limonio Vadia, no? Le letture sono di Fabiano Fantini, insomma mi pare che è una roba come c'è spettacolo.
Sì, qui il centro di questa recita la proprio il documento di Papa Francesco, no, che si chiama Laudato Si, che lui lo ha fatto 5-6 anni in lavoro, chi pensi, non lo io, ma sono tanti esperti, tanti che attenti a ciò che succede al mondo di voi. Si ha la convinzione che chi sta a di potere il manifesto più completo, più serio che esiste per il futuro dell'umanità. Quindi là che si chiama in denunci forti, precisi di un uomo che è libero e dunque non ha di fare fofinamenti di qua e di là e che ha una grande visione, succede anche un'esperienza particolare. E dici che il creato, la sua spiritualità, lì il tema centrale che Monio Vadi farà intorno di diverse riflessioni, cui testi les di Fabiano Fantini e tradotto di Gottardo Mitti per par furlare. Ecco, dopo passiamo la sacralità dall'umano, che praticamente sono una serie di fotografie, no? È una mostra. Hai una mostra collettive con immagini fotografiche di Elio Ciol, che tutti conosci, sì, la vecchia generazione, immagini di Danilo De Marco, che ho conosciuto anche lui, e che proprio il mese di settembre di quest'anno avrà anche un premio a livello italiano, un lavoro importante, e di Deborah Vrizzi che farà un'installazione video e anche avrà immagini fotografiche. Appena cominciato, quindi già dai numero 1, insomma, no? Già una roba di livello. Ecco. Sì, cioè che roba... l'interessante è che la spiritualità viene presentata attraverso la natura, che è la sostanza dalla visione fotografica di Elio Ciol, la maternità e anche la paternità, di foto di Danilo De Marco a livello attorno al pianeta, e anche di Deborah Vrizzi che va sul il quarto lineato dalle femminis, dunque una spiritualità che viene in qualche maniera sacrificata. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti